Ciao ragazzi, oggi sono a Sappada, sto andando a riprendere i laghi d'Olbe. Oggi il cielo è piuttosto limpido, anche se in realtà speravo ci fosse più neve e sarebbe stato perfetto venirci la settimana scorsa perché le condizioni erano veramente ottimali, però purtroppo non potevo e quindi dovremmo accontentarci di quello che troviamo. Anche senza tutta la neve che c'era la scorsa settimana sono sicuro che saranno uno spettacolo incredibile. For us to make it through the night, stormy weather, weary eyes, hope to make it through the night. Before this night is over, I will guide you home. All this time you thought we'd never pay the price. Our sorrows too. No more clouds, no more rain. I need sun to ease my pain. Before this night is over, I will guide you home. I laghi sono qua sopra, qua dietro e sotto la Cresta del Ferro e sono circa 2 ore di camminata da qua, quindi non ci metteremo tantissimo e potremo stare su a fare un sacco di foto. Purtroppo mi sa che questo sarà il massimo della neve che vedremo oggi, però forse non è un male visto che ho anche gli scarponi bucati e mi duole ammetterlo, ma mi tocca dare ragione al mio amico Nesir, è giunta l'ora di cambiare questi scarponi. I laghi non sono così distanti, sono proprio sotto quella bellissima cresta di roccia lassù. Bene ragazzi, panino mangiato, e ci sarebbe stato anche un dolcetto ma mi sono dimenticato di portarlo oggi, quindi niente, rimarrò triste tutto il giorno. E basta, continuiamo a salire che i laghi ci aspettano. Ragazzi, ci siamo quasi.
Ragazzi, non riesco a non fermarmi ogni 2 minuti veramente per guardare il panorama. È davvero bellissimo, cioè non ho parole per descriverlo, è magnifico. Comunque un po' di neve c'è, pensavo ce ne fosse di meno, perché comunque fa caldissimo per essere novembre appunto, quindi sono davvero contento. Ragazzi, ci siamo arrivati in cima e qua potete, dov'è? Qua potete vedere la chiesetta che si vede appena si arriva su. Mio Dio, è uno spettacolo incredibile. Guardate, c'è il lago ghiacciato. Ragazzi, spero che le clip col drone vi siano piaciute, anche se non sono riuscito a fare tutto quello che volevo perché mi dava veramente un sacco di problemi la connessione tra il drone e il radiocomando e quindi non riuscivo a pilotarlo, ho fatto giusto un po' di riprese, quindi dai, spero siano venute comunque carine e per le prossime volte spero che questo problema non si ripresenti più. Ho fatto qualche ripresa anche con il 100-400 che è un obiettivo che mi piace sempre usare in montagna, soprattutto
nelle montagne un pochino più alte come queste e poi quando c'è la neve dà veramente il massimo e spero vi siano piaciute, magari sì, sono una prospettiva un po' diversa dalle solite. Ora vorrei cercare qualche composizione interessante per fare un po' di foto perché comunque le montagne innevate sono davvero belle e dopo vorrei andare a esplorare i laghi più da vicino che così ghiacciati non li ho mai visti da vicino e sono veramente fighissimi da vedere. E dopo niente, magari faccio qualche ripresa in giro, qualche foto e dopo è ora di scendere perché il sole in autunno e in inverno non perdona, è già molto basso. Credo tornerò giù per lo stesso sentiero per cui sono salito, nonostante ci sia un giro ad anello, perché dalla parte in cui sono salito è esposto meglio, quindi ci sarà sole per un po' più di tempo. E visto che comunque, cioè, quando il sole va giù fa un sacco di freddo, preferisco andare giù di là. Sinceramente non mi aspettavo di trovare tutta questa neve e neanche di trovare i laghi ghiacciati, visto il caldo che fa. È fighissimo, non ho mai visto dei laghi ghiacciati da così vicino, quindi adesso vado subito giù a vederli. Mi è appena entrato 1 chilo di neve dentro lo scarpone, addio. Piccolo amico, come fai a non avere freddo? Vediamo se riesco a scendere senza distruggere tutta l'attrezzatura. Ed eccoci qua ragazzi, incredibile, bellissimo davvero. Penso che sia piuttosto spesso il ghiaccio, anche se non mi fido ad andarci sopra, però sembra davvero spesso. Poi lì qualcuno ha anche lanciato una pietra abbastanza grossa. Comunque io per sicurezza non ci vado sopra, voglio tornare a casa questa sera. Ed eccoci anche all'altro lago, lo vedete qua, credo che questo sia un pochino più piccolo rispetto all'altro. Comunque queste montagne qua dietro, questa cresta di roccia è davvero imponente. Ragazzi, queste riprese saranno un po' mischiate temporalmente, non fateci caso. Il fatto è che non riesco a smettere di riprendere perché il tramonto si prospetta veramente interessante. Io purtroppo scenderò, però lo vedrò lungo la discesa e niente, volevo farvi vedere anche a voi questo momento spettacolare.
Ragazzi, con alle spalle gli ultimi bagliori del sole, io vi saluto e spero che questo video vi sia piaciuto. Io mi sono divertito da matti a venire qua a filmare e spero che sia stato lo stesso per voi guardando le immagini. Io spero sempre di incitarvi con questi video ad andare a fare dei giri in montagna o comunque nella natura, perché cioè, si sta veramente benissimo quando si è fuori e farebbe un sacco bene a tutti quanti. Quindi se sono riuscito a far venire almeno un po' di voglia anche solo a uno di voi, sono già molto contento. Di là non si vede tantissimo, però anche lì c'è una visuale pazzesca e niente, io vi lascio con queste immagini. Ciao ragazzi, alla prossima!